Rischia lo stop il concorsone alla Regione per 1.170 posti, con 194.000 candidati. Il Cobas Codir ha presentato un ricorso al TAR Sicilia chiedendo l'annullamento dei bandi di concorso pubblicati dalla Regione siciliana nel dicembre 2021 e rettificati nel gennaio 2022. Dopo le tante fumate nere nelle contrattazioni con l'assessorato regionale alla funzione pubblica, il sindacato più rappresentativo dei dipendenti regionali deposita così il ricorso al TAR di Palermo per chiedere l'annullamento. La polemica nasce da un errore materiale della Regione. Alla vigilia di Natale, nella foga degli annunci da campagna elettorale, la giunta di Nello Musumeci celebrò in pompa magna il ritorno dopo 30 anni dei concorsi alla Regione e pochi giorni dopo il bando fu pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Peccato però che quel bando contenesse una norma illegittima. La corsia preferenziale per i dipendenti regionali già in servizio, che in questo modo potevano partecipare alla selezione per ottenere una promozione e dunque uno scatto di stipendio. All'inizio dell'anno fu lo stesso Cobas Codir a notare l'errore. Quella corsia preferenziale faceva leva su una norma abolita in estate. Così scattò la corsa contro il tempo per correggere l'errore. A pochi giorni dalla scadenza, inizialmente fissata per gennaio, il bando fu riaperto e i regionali furono esclusi. Molti di loro però avevano già presentato domanda. Il problema più grande però riguarda la progressione di carriera. Le promozioni infatti da 20 anni non sono possibili in altro modo. Dopo l'errore è stato creato un tavolo di trattative all'assessorato per risolvere il problema, ma finora nessun risultato è stato raggiunto. Appare necessario tutelare le legittime aspettative di progressione di carriera del personale dipendente della Regione siciliana, annota il Cobas Codir, e al contempo consentire il necessario ricambio generazionale all'interno dell'amministrazione. Il governo regionale fino ad oggi ha ritenuto di mortificare i propri dipendenti. I concorsi banditi dalla Regione vanno avanti, ribatte l'assessore alla funzione pubblica Marco Zambuto. Per quanto riguarda la riclassificazione del personale già in servizio, abbiamo già stanziato delle risorse e le stiamo integrando con ulteriori fondi. Il ricorso rischia di bloccare il terzo più ambito concorso della storia. I candidati sono infatti 194.077 per 1.170 posti. Il Cobas Codir però lascia ancora una porta aperta alla trattativa. Ritirare il ricorso se venisse soddisfatta la richiesta di fondi aggiuntivi per le promozioni. Il margine di manovra però adesso è strettissimo.